Anche la comunità diocesana prende posizione e si è rivolta con una lettera al prefetto Dario Caputo, una missiva in cui si chiede, ma soprattutto ci si auspica, che si possa arrivare ad una soluzione per porre fine al grave disagio e far sì che ogni salma abbia assicurato nell'immediato una dignitosa sepoltura. Di bare da seppellire ad Agrigento ce ne sono ancora 34, erano 37, ma 3 sono state già collocate. Ma non ci sono prospettive a breve termine perché l'emergenza Loculi a Piano Gatta rientri. In questa fase, infatti, è guerra di carte tra il comune e ditta che gestisce la Global Service. Non si procederà, almeno a breve termine, con la costruzione di nuovi stalli in cui inserire le bare. Non se ne parla proprio. Così il municipio sta pensando a un piano B. Dopo aver già requisito delle cappelle cimiteriali private e aver iniziato a ricercare tra le concessioni se ve ne fossero di scadute, al fine di spostare i resti negli ossari e liberare i loculi, un sistema che ha consentito in questi 2 anni circa 70 seppellimenti, anche se alcuni temporanei. Adesso si sta valutando l'ipotesi di recuperare degli spazi all'interno del cimitero di Bonamorone, una sessantina di loculi in totale che si trovano sottoterra in una grande cripta che apparteneva ai soci di una banca agricola e che adesso è di proprietà comunale. Qui, rimossi i resti, si potranno inserire nuove bare dopo aver realizzato i necessari interventi di manutenzione, un modo per tentare di uscire dal limbo generato dallo scontro tra ditta di gestione del cimitero e il municipio, un tira e molla burocratico che ha mandato in impasse il sistema.